Eccoci mister, 1-0-0 che poteva andarvi bene forse fino a quell'ultimo minuto in cui avete preso palo, traversa, non si è ben capito, che forse vi fa recriminare un po'. No, assolutamente, secondo me la partita è stata una bella partita e il pareggio secondo me è equo, giusto, perché il Portogallo secondo me è una bella squadra, veramente una bella squadra, giocano molto bene, si difendono in 4, in 5 e attaccano in 4, in 5. Noi avevamo qualcuno oggi un po' fuori forma, dalla sinistra non era tanto a posto, però questo è il nostro tipo di gioco e comunque secondo me equo lo 0-0. Sì, voi con la partita di oggi chiudete il girone di andata imbattuti. Imbattuti, sì. Siete sì. gli unici che hanno battuto la capolista, se non sbaglio, sullo Sì, scontro diretto. forse quella è stata la più bella partita, nel senso che ho tentato di dire alle ragazze, siccome queste qua ne hanno 3-4 che hanno 40 e passa anni, speriamo che non siano tanto veloci. Ci è andata anche bene, comunque abbiamo vinto 2-1, potevamo essere 3 anche 4-1 per l'amore di Dio. Non è una brutta squadra neanche il coso del Dom, forse è una squadra molto matura. Guardando così la classifica sembra ci siano 3-4 squadre insomma, che se la giocheranno. Voi puntate sicuramente alla promozione diretta? No, assolutamente. Era nei vostri obiettivi? Secondo me noi puntavamo ai playoff e per me sono ancora quelli, insomma, perché secondo me quelli da Verona hanno qualcosa in più, non c'è niente da fare, magari hanno un po' più fortuna, qualcos'altro, però non perdono colpi. Noi abbiamo perso colpi contro il Longarone, abbiamo perso colpi contro il femminile Schio, che è sempre stata la mia bestia nera tra l'altro, ma con Longarone abbiamo proprio dilapidato la partita. Allora possiamo chiudere dicendo un brave a tutte le 22 ragazze in campo? Certamente a tutte le 22, perché hanno corso 90 minuti, hanno avuto i campi, si sono tirate su, hanno lottato, c'è stato qualche scontro, però secondo me insomma, la partita è stata molto buona. Grazie mister. Prego.